che ho parlato a te, sono Ricordati che è una partenza avanzata. linea mi sa che si non va
l'abbiamo coronata proprio. Senti però lo taglio di farsi sotto, ma è anche sicuro di dare per le oggi. lo zeppo bastardo.
Buona per a fucking Don't worry, my friend. If you find a place where you can stay, don't need to be afraid. Get tense and luck. I need you, my girl. I'll find my broken dream if I'm not still by myself. Dai, questa è la volta buona. Che se no non stiamo a fare vediamo la bandiera italiana. Ecco. Vai. Dai, si parte, ce l'abbiamo fatta. Ah, Però è bisogna dire una serie di cazzate così adesso il video non ci sarà bisogno della musica. Diventerà interessante. Erano buoni. Allora il giro in pole position partenza con le gomme presumibilmente fredde. Vediamo un po' come evolve la situazione per la zona. Abbastanza diretto. Dietro che c'è questo cibo? tipo. C'è già uno lì sul pochino travalso e... Sam. Sì, si è staccato subito. Allora apri. Davanti. No, non sono all'interno. Dietro lì c'è la tua roba. Le chiavi dell'auto sono dall'altra parte, quindi tu lì? No, quello avanti. Guarda, Cile sembra abbastanza aderenti in curva. Io poi chiudi tutto. Presa di porta la benzina. Cile ha fatto un discalzo e si è distaccato appena passato la variante Senna, che lui la prima o la seconda. La variante Senna, sì che è la seconda curva. E vediamo adesso qui per una zona. Ha già staccato piccoli mezzo secondo, due adesso, non so. Invece gli sta arrivando dietro la Vienna. Non sono altri. Lotte tra Pippo e Vals per il terzo posto e Vals supera e dietro abbiamo Pippo Brigato Pippo Lisa. Adesso uno va avanti. Va bene. Va bene, ciao. Buona serata. Altrettanto. Adesso lotta e strega. Lo vedevo un po' in disappunto, giusto un pochettino. Un po'? Tra l'altro è stato anche passato da Brigato e quindi Pippo si ritrova che ora in quarta posizione il quale deve veramente tenere botta per rimanere e per eventualmente riprendere Brigato più avanti anche se... Sta facendo sotto Sam. Ecco, Cile, l'hanno preso. Adesso l'hanno raggiunta, adesso vediamo come procede, ma sono Brigato e Vals sono vicinissimi, sono quasi attaccati. Oddio! Sopra il corno. Sam è Zago. Su
loro subito. Sam e Zago sono i tre quelli dietro, il secondo gruppo. Ok. Hanno già superato Pippo. Quindi Pippo è stato infatti Pippo è ora è finito in quinta posizione. Oh oh. Adesso c'è una bagarre. Il trio Cive, Vance, Brigato. Brigato cerca di passare, si posiziona già all'esterno della curva per prendere il vantaggio. Dopo, ma ancora sul rettilineo, perde un po' sul cordolo, salendo sul cordolo, ora vediamo la curva questa qua. Cive in serie difficoltà, grandissime difficoltà. Vals e dietro Zago che è finito quarto, visto? È lui. Sembrerebbe sì. Zago sorpassa quasi Brigato, sono quasi affiancati. Eccoli qua, sono solo affiancati al torrentone, vediamo chi entra primo. Brigato tiene ancora la posizione. Ma ecco che in uscita lo passa, Zago lo passa. Mamma mia. Uscita sull'erba, polverone che si solleva. Brigato si ritrova quarto. Con dietro Quinto. no, Brigato si ritrova piccola uscita tra Pippo e Rocco, giusto? C'era stato un piccolo, si sono un attimo scambiati in testa di... No, era tramite Rotto e qualcun altro. sembrava Pippo. No, adesso sono insieme. Ok. Sono scambiati in testa di Gianluca, deve essere successo qualcosa. Ecco Cive che si affianca, Zago gli arriva aggressivo, lo sorpassa all'interno, ma in uscita ecco, casino totale, Zago prende il cordolo cattivissimo per Zago che si riporta dopo essere partito a metà griglia. Incredibile rimonta veramente. Zago ci ha sorpresi anche questa volta con questa gara, però vediamo adesso che cosa succederà perché è ancora presto per dire qualsiasi cosa, se ne sono viste veramente di tutti i colori finora. Start 25. Ora la lotta tra il primo e il secondo posto è tra Vals e Zago. Tutto chinato per avere la minore resistenza possibile aerodinamica sui rettilini. Messa all'esterno con la gomma tutto lo spazio. Poi la variante Senna sembra che abbia staccato un po'. Abbia preso un po' di stacco, ma ecco che viene recuperato un po' il rettilineo, forse il tormentone. Al tormentone non esce velocissimo. Vediamo un po' adesso alla curva questa prima del tratto più scorrevole della pista. Vediamo adesso come è questa. Vance un po' di sopra sull'erba, si è preso il segnale, ha toccato con la gomma sull'erba. Adesso qui c'è nel gruppo dietro da notare molto combattuto, esplosive, brigato. Mentre Zago sembra rimanere forse sulla prima posizione, anche se col cuore in gola perché veramente è un attimo finire secondo. Anche se sembra comunque il distacco non sia calato. Non si capisce se stia aumentando oppure se si prendono tutta la pista. Zago sta all'interno perché sta la traiettoria sta molto all'interno all'interno, vediamo adesso, sembra che tenga posta bene. Qua il tormentone comunque li vedo sufficientemente distaccati.
esce molto pulito, ma questa curva va sempre nel tornolo, fa la curva sullo sguardato esterno praticamente. Oh, incidente. Porca miseria. Mamma mia, No. disastro, Brigato finisce sull'erba, riprende gli altri bloccati. Casserola. Mamma mia, un'unica tromba. Gara finita, Zago vince! Zago